A tutti, buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, convegno di corse di martedì 9 luglio. Prima corsa riservata a cavalli di 4 anni, sono in pista i Gentleman in 9 al via dopo il ritiro di Emeralda Sphere. Questo lo schieramento: 1 Ellie delle Naldine, 3 Eleftheria, 4 Ergolest, 5 Vocrec, 6 Emerson e K, in seconda linea 7 Elena, 8 Eiolo, 9 Escamotage B, 10 Engi di Iesi. Macchina che stacca con Eleftheria, veloce, allo stacco, mentre c'è l'errore di Emerson e K. Eleftheria in vantaggio nei confronti di Ellie delle Naldine. Poi in terza posizione Elena. Completamento dei primi 200 di gara in 14,8. Eleftheria e Giuseppe Rizzo, cavalla al debutto, che va a completare i primi 400 metri di gara al comando. Si riavvicina a Ellie delle Naldine dopo il primo quarto. In terza posizione rimane Elena, che accenna a spostare all'esterno sulla seconda piegata per anticipare Eiolo, mentre nelle posizioni di retroguardia sono ancora Escamotage B ed Engi di Iesi. Vediamo intanto il passaggio ai 600 in 47,2 con Eleftheria che continua a guidare nei confronti di Ellie delle Naldine. In corsia esterna si è spostata Elena, seguita da Eiolo. Completamento del giro in 1-2,5. Al largo c'è anche il numero 9 Escamotage B, che è in terza pariglia esterna. Cavalli intanto a metà della penultima piegata, situazione tattica invariata, in vantaggio Eleftheria nei confronti di Ellie delle Naldine ed Elena, chilometro che se ne va nell'ordine del 1:18,4. Cavalli ora a 500 dal palo con il tentativo di Elena. Elena insiste all'esterno, si porta su Eleftheria, si trascina Eiolo, poi gli altri con Ellie delle Naldine in corda. Intanto ha sbagliato Elena sul finire della piegata, entra in vantaggio Eleftheria, inseguito da Ellie delle Naldine. Poi a centropista c'è lo scatto di Escamotage B. E finale con Escamotage B che vince per distacco nelle battute conclusive, vince facile. Secondo posto invece per il numero 4 Ergolest, al terzo dovrebbe essere Eiolo ancora. Andiamo a rivedere l'arrivo. Intanto 1:17,1 il ragguaglio conclusivo, 34 a chiudere la vittoria per Escamotage B e Filippo Monti, mentre vediamo la lotta per le piazze dopo il cedimento di Eleftheria. Sul traguardo al secondo posto emerge Ergolest, che vedremo transitare fra un istante, eccolo qui, Ergolest, mentre per il terzo probabilmente ancora il numero 8 Eiolo che riesce a emergere sugli avversari. Vittoria dunque di Filippo Monti con Escamotage B, era uno dei più attesi, per conto di Andrea Vitagliano e per il signor Vincenzo Vitagliano.